Saluti a tutti e a tutte, siamo qua oggi con Nicola Piu, il nuovo presidente di ANS. Dopo 4 anni di Riccardo Pisu, diciamo che le cariche vanno a rotazione. E Nicola Piu è il nuovo presidente di ANS. Credo forse è la tua prima uscita pubblica, poi me lo dirai Nicola. Saluti a tutti, grazie Ivan della chiamata e la possibilità di registrare il podcast. Allora, in realtà l'altro giorno ho fatto una breve intervista a TCS di una decina di minuti, però eh, diciamo di sì. Ok, siamo alla sesta edizione del SADIE. Com'è lo stato di salute dell'evento? Allora, lo stato di salute dell'evento è ottimo, nel senso che in questi anni è cresciuto sempre di più, sia a livello di numero di eventi che a livello di località interessate dall'evento. Quest'anno addirittura sono circa 45 eventi in 14 località. Non solo in Sardegna, benché comunque il focus sia chiaramente in Sardegna e abbiamo cercato di toccare località che sono state interessate da fatti di rilievo del triennio rivoluzionario, ma ci sono anche due date estere, Bologna il 18 di aprile e addirittura a Parigi il 12 di aprile. Tra l'altro Parigi è una città importantissima per quanto riguarda il triennio rivoluzionario, perché è stata sede di destinazione di molti degli esuli della Sarda Rivoluzione. Quindi ci siamo trovati al cimitero di Père Lachaise a ricordare davanti alla tomba di Don Michele Obinu i martiri della Sarda Rivoluzione. Quindi assolutamente lo stato di salute dell'evento di ANS, di SADIE, è ottimo, ma quello che ci interessa di più come associazione è che la festa del popolo sardo sia in uno stato di salute ottimo. Quindi quello che stiamo cercando di fare è di rendere normale questa giornata proprio come una festa del popolo sardo, una festa normale, una festa nazionale normale come quelle di altre altre nazioni senza Stato, come esiste San Patrizio per gli irlandesi, per esempio la Diada per i catalani. Quindi per noi è molto importante che stiamo tornando a occupare gli spazi nostri di vita, gli spazi che sono stati abitati da quegli importanti avvenimenti storici, in maniera tale che siano di tutti i sardi, a prescindere dalla nostra associazione, che cerca un po' di fare da innesco, diciamo, per questo processo. Ecco, NS ha dimostrato veramente di avere una macchina organizzativa rodata, quindi attenzione al dettaglio e comunicazione molto efficace, senza risorse economiche e tanto olio di gomito. Qual è la formula? Secondo me proprio questa, individuata nella tua domanda, dell'attenzione dei volontari verso gli obiettivi dell'associazione sicuramente, quindi il fatto di sentirsi coinvolti, di sentirsi partecipi, il fatto di fare gruppo e di credere nelle cose che facciamo è quell'elemento che fa mettere a tutti sempre un qualcosina in più. E ovviamente tutto questo è condito dalle competenze che ci sono in associazione. Siamo oltre 150 soci, ci sono molte persone diverse con competenze diverse e in un contesto di un'associazione che sta maturando le si riesce a mettere sempre più al servizio di quella che è l'attività associativa. Quindi diciamo che la macchina ben oliata è oliata un po' come suggerivi tu dall'olio di gomito, ma anche dalla testa e dalla capacità delle persone che partecipano, diciamo, al raggiungimento di questi risultati, ecco. Allora, cosa ne pensi del significato del Sadie oggi? Cioè, quale significato vogliamo dare che non è solo una rievocazione storica, ovviamente dobbiamo confrontarci con l'attualità delle cose, quindi la situazione politica, senza entrare per forza in questioni internazionali, però almeno nella questione sarda.
Sì, allora sicuramente all'interno di Sadie c'è il ricordo di una stagione politica che nella narrazione quotidiana è sostanzialmente rimossa, che è quella del triennio rivoluzionario, quindi una stagione di libertà, di spinta per la libertà da parte del popolo sardo attraverso le proprie gambe e con la conoscenza profonda di quello che in quegli anni stava succedendo in Sardegna. Quindi, diciamo, riportare questa consapevolezza al tempo di oggi è sicuramente una questione che è in continuità intanto con quel periodo storico ed è fondamentale perché appunto si possano prendere delle decisioni migliori come comunità sarda. Quindi in questo momento è fondamentale anche tornare a occupare degli spazi. Ed è fondamentale questo concetto in quanto dobbiamo cercare di far sì che questi spazi siano al servizio della comunità e che magari non si speculi più sulla comunità e sui spazi. Quindi siamo noi che stiamo tornando nei nostri posti, stiamo tornando nella città in cui sono avvenuti quei fatti, il popolo sardo lo sta facendo con noi e speriamo che Sadia sia sempre più partecipata in tutta la Sardegna con il suo portato storico e il suo portato di coscienza e attualità. Benissimo. Allora, in generale ANS si occupa molto bene di eventi politici e culturali, quindi politico-culturali. Secondo te dovrebbe fare, questa è una domanda un pochettino, andiamo un po' oltre. Secondo te dovrebbe fare qualcosa in più oltre quindi all'aspetto della politica e culturale per incidere nella società? Allora, Assemblea Nazionale Sarda la vedo più come uno strumento, nel senso che si è data un coordinamento e non un direttivo, ha dei valori, accoglie la pluralità all'interno delle tematiche e cioè delle posizioni espresse all'interno delle tematiche e sicuramente sarebbe molto importante che la società sarda e sempre più persone, sempre più sardi si unissero ad ANS in maniera tale da aumentare diciamo, la possibilità di elaborazione politica all'interno delle varie tematiche dell'assemblea che comunque fa tanto su tanti temi con te Ivan, con tutta la redazione di Sì Indipendente, con le varie assemblee settoriali che sono aperte sia ai soci che ai non soci. Ricordo che in questo momento abbiamo un'assemblea un'assemblea settoriale che si occupa di studenti, ci occupiamo di scuola, ci occupiamo di ambiente, ci occupiamo di lingue, politiche linguistiche. Quindi sì, credo che Assemblea Nazionale Sarda possa crescere, anzi abbia la necessità e il dovere di crescere insieme alla società sarda e alla voglia di presidiare queste tematiche e di fare elaborazioni. Quindi insomma eh, ci apriamo eh, al lavoro su più aree tematiche assolutamente. Va bene, allora siamo arrivati alla fine, faccio un breve riepilogo di quelli che sono gli eventi che da oggi fino al 28 sono in programma, quindi organizzati da ANS. Quindi il 25 a Bono c'è Sasdomos de Anjoy a Bono, poi a Sassari c'è il Shakeout Run nel centro della città, performance promozionale in collaborazione con Sun City Run. Il 26 sempre a Bono è Sasdomos de Anjoy, anche domani, al Cine Teatro Rex Anjoy su memoriale Es Martires de Sasarda Rivoluzione con intervengono Giampiero Nurra, Piero Azzori e Omar Onnis in collaborazione con l'amministrazione comunale di Bono e l'associazione Bono Pro Giovanni Maria Anjoy. A Nuoro alle 17 Casa Soddu c'è da Sasarda Rivoluzione a Grazia Deledda da Nugoro de Sugonnottu in collaborazione con l'associazione Pascheda Zau. A Sassari dalle 10.30 alle 11.30 alla cattedrale di Sant'Unigola Tatari e Ismottos Antifeudales a cura di Alessandro Derru.
Poi alle 11:30 Sun City Run, quindi ancora nel centro città. Alle 18:30 alla Bettone Music Bar c'è Poetry Slam e concerto di Futta. Presenta Giovanni Salis e poi il rap bilingue Futta e DJ Padrino. A Cagliari invece c'è nella piazzetta Pilia Sadie de Sacciappa Caccia al Viceré. Quindi la caccia in collaborazione con Ideas, quindi è una caccia al tesoro fondamentalmente, con partecipazioni a squadre. C'è un premio anche con Tres Nurages. Poi il 27, quindi dopodomani, a Sassari alla Bettone Music Bar c'è Sasarda Rivoluzione Eris e Oe, quindi con Antonello Nasone, Stefano Tedde e Vanni Piras. A Cagliari c'è, con il patrocinio del comune di Cagliari, Arco de Palabanda, quindi Arribada sa bandera, quindi inizia un po' il cuore dell'evento, diciamo del cerimoniale. All'Arco di Palabanda c'è la commemorazione dei martiri della Sarda Rivoluzione. Alle 19 c'è il premio Sadie. Poi dopo c'è la fiaccolata, che è veramente emozionante per chi c'è stato, per chi non l'ha vista consiglio di andarci. Poi il flash mob e la picchettata Mandiari e musica in Viale Regina Margherita. E poi finalmente il 28, il martedì, quindi dalle 10 alle 22 ci saranno balli e canti con diversi musicisti. Poi a Porta Cristina c'è Educare al Bello, quindi giardino sotto i muri, a cura di Agape Onlus. Poi alle 17:30 Sun City Run, centro città. Poi a Sassari invece in via Quartu omaggio ai martiri della rivoluzione in collaborazione con le Primavere Sarde. Ancora alle 16:30 a Sassari città rivoluzionaria, convegno con le Primavere Sarde, parla Adriana Valenti Saburè, Federico Francioni, Omar Onnis, Cristiano Sabino e modera Romano Foddai. Poi 17:30 Piazza Saseu, la D, passeggiata storica. Poi ancora alle 19:30 al Circolo Tirrindò c'è anche qua una passeggiata degli eventi della festa. E poi alle 19 in Piazza Italia i motti antifeudali in Sardegna. Enjoy entra in città con il teatro Sarza, regia di Romano Foddai. Poi Sadomus Dedottus, concerto con Andrea Andrillo. Escovedo, quindi Sadie de Sasardigna, concerto con Ignazio Mura. A Figari, Golfo Aranci, Sadia Sardegna in Figari, quindi canti a tenore, concorsi per ragazzini. A Terranova, cioè a Olbia, presso le casermette di Mameli, Sadia de Sardegna in Terranova, omaggio a Giovanni Maria Angioи. E niente, questo è il programma veramente ricco, vi abbiamo detto solo gli ultimi giorni, ovviamente è molto molto più ricco, è iniziato parecchie settimane fa ormai. Quindi è stato sicuramente un lavoro durissimo. Dici qualcosa su questi eventi del 28, Nicola, e poi salutiamo gli ascoltatori. Sì, è stato un lavoro molto, molto grande. Abbiamo iniziato il 28 di febbraio da Sassari. Abbiamo lavorato con l'associazionismo, con le istituzioni, insomma tutto per far culminare al 27 al 28 di aprile a Cagliari i festeggiamenti per la vigilia e per Salire della Sardegna. Il 27 in particolare saremo all'Arco di Palabanda dalle 18:15. Come dicevi tu, ci sarà la commemorazione, il premio Sadie, quindi questa è la seconda edizione del premio Sadie, e quest'anno i premiati saranno Antonella Soraccio e Clara Farina, Valentino Magnias. Poi ci sarà questo rito che stiamo cercando di introdurre, della fiaccolata, che come dicevi tu è un momento molto suggestivo, per poi arrivare idealmente poco dopo il tramonto al bastione, srotolare la bandiera, e lì si canterà l'inno sardo. Poi ci troveremo insomma per bere e mangiare qualcosa assieme. Il giorno dopo sarà una giornata di musica, balli e convivialità, la vera e propria festa, diciamo. Quindi i due momenti, la vigilia e la festa, che hanno due
caratteri diversi, e speriamo che nei prossimi anni possa crescere ancora di più in partecipazione e coinvolgimento della popolazione cittadina e sarda in generale. Grazie Ivan. Io ti ringrazio Nicola, salutiamo tutti e buona dia a tutti. Adios.